Esaurita la sosta natalizia, il campionato di promozione B riapre i battenti con la prima giornata del girone di ritorno. Al Negrotto, Serrarico e Rivarolese si contendono punti importanti in chiave classifica. Per gli ospiti, intenti a tenere il passo della capolista Moconisi, i 3 punti in palio sono obiettivo prioritario. Per i padroni di casa, la vittoria consentirebbe di non perdere di vista la zona playoff. Dopo una prima fase di studio, le formazioni in campo aumentano il ritmo, dando vita ad una divertente prima frazione di gioco. Il via lo danno gli ospiti all'ottavo con questa conclusione da fuori area di Mura che Fuselli devia sul fondo. Al secondo affondo il team del patron Sighieri passa in vantaggio. Mura sulla destra prende tempo per dare modo a Raiola di proporsi in area di rigore. Colpo di testa di quest'ultimo che mette fuori gioco Fuselli e Castro che ribadisce in rete la sfera. Siamo al 16°. Alla metà del primo tempo i padroni di casa replicano con questa girata insidiosa di testa del numero 11 Re. Sul fronte opposto al 27° Raiola da calcio piazzato impegna severamente Fuselli. Da rivedere l'ottima conclusione di Raiola e l'altrettanto significativo intervento di Fuselli. Sul rovesciamento di fronte Lobascio, ben lanciato in verticale da Zizzi, tenta di riconquistare la parità, ma Lovecchio blocca a terra. Al 33° sempre Raiola protagonista, con questa girata che per poco non consegna il raddoppio agli ospiti. Giunti a 5 primi dal termine del primo tempo, altra bella conclusione da fuori per il Serrarico, autore della stoccata è Ronco. Siamo allo scadere e ancora il Serrarico in avanti. Bella combinazione Casanova-Lobascio, con tiro di quest'ultimo disinnescato da Lovecchio. Si passa alla ripresa, giocata con ritmi certamente più blandi rispetto al primo tempo. Al 7° Rivarolese in 10. Il direttore di gara, Naco di Novi Ligure, estrae infatti il secondo giallo per questo intervento falloso di Cica su Termini. Gli ospiti sembrano non accusare il colpo e al 20° con Sighieri colpiscono la traversa. Il Serrarico cerca di sfruttare il vantaggio numerico provando a riportare la gara sui binari della parità con questa nuova girata di testa di Re. Siamo al 23°. Passa qualche minuto e anche il neoentrato Brema prova a sfondare, ma oggi Lovecchio non vuole saperne di capitolare. Al 34° giunge infine il raddoppio degli ospiti. L'apertura di Mura per Chiarabini è illuminante per il numero 17 ospite. Il suo fendente di sinistro trafigge Fuselli mettendo di fatto la parola fine al match.